Allo scalo aeroportuale Marco Polo di Venezia è l'azienda che gestisce il duty free insieme a diversi punti di ristorazione e praticamente tutti i punti vendita a gestione diretta e indiretta. Si chiama Lagardère, azienda internazionale la cui filiale italiana si trova nel veneziano a Marcon e cerca personale da assumere. Siamo sempre alla ricerca di persone. La chiave è avere persone qualificate perché soddisfare una clientela internazionale in un aeroporto significa anche parlare tante lingue, avere un'attitudine al servizio che magari in altre situazioni non è così richiesta. Il progetto di assunzione del personale si inserisce nell'ambito della più vasta opera di ampliamento dello scalo, che giunta alla conclusione di una prima fase, ora ne vedrà il completamento con il rinnovo dei punti vendita presenti al secondo piano. Quindi siamo sempre alla ricerca di persone in gamba. Progetto che in collaborazione con Save, la società di gestione dell'aeroporto, ha trovato un supporto fruttuoso e decisivo. Noi quest'anno raggiungiamo e superiamo gli 11 milioni di passeggeri come aeroporto di Venezia e il nostro traffico è un traffico che vede una componente straniera molto importante. Vuoi perché Venezia è una destinazione turistica importante, ma anche perché, come dire, la stessa Regione Veneto ha poi un portafoglio di offerte turistiche importanti, così come anche la seconda regione in Italia per crescita del PIL, e quindi c'è anche un'importante percentuale, quasi il 50% di traffico business. Movimento di passeggeri che nell'impresa a rete dell'organizzazione produttiva dell'aeroporto genera economia come effetto moltiplicatore per l'occupazione, a conferma dei dati positivi diramati nelle scorse ore dalla Banca d'Italia della sede di Venezia, con il Veneto che rispetto alla media nazionale vede un quadriennio di crescita dal 2013, in particolare per gli under 35 e gli over 55 proprio sul fronte del lavoro. In Italia l'azienda sviluppa circa 350 milioni, a livello mondiale 4 miliardi e mezzo con la divisione travel retail.